Il servizio di radioamatore è sempre stato diciamo ben visto soprattutto dai paesi emergenti, dai paesi in via di sviluppo, perché era una palestra in cui la gente che era appassionata, che aveva un interesse, sviluppava delle capacità e delle conoscenze che potevano poi venire applicate nell'ambito nazionale in attività tecnologiche, quindi gli stati risparmiavano tra virgolette anche diciamo, la preparazione o quantomeno una preparazione di base. Abbiamo anche nel corso degli anni, i radioamatori hanno sempre dato un loro contributo nelle attività di protezione civile. Questo perché potete ben immaginare che una delle prime cose che entra in crisi in caso di calamità, soprattutto di grosse calamità tipo terremoti, tipo alluvioni, cose del genere, sono le comunicazioni. Le attività di protezione civile che noi svolgiamo riguardano, noi facciamo una rete alternativa di telecomunicazioni. Potete ben immaginare che la protezione civile, il Dipartimento ha la sua rete di telecomunicazioni, gli organismi militari, i vigili del fuoco, i carabinieri, il 118 e quant'altro hanno la loro. Noi facciamo una rete alternativa, quindi una rete parallela di supporto in cui possiamo convogliare e far transitare messaggi di vario tipo, di vario genere. Potete ben immaginare se succede appunto un terremoto, le celle telefoniche vengono saturate immediatamente perché tutti chiamano amici e parenti per dare notizie, sto bene, non mi è successo niente, e viceversa amici e parenti che hanno conoscenti o parenti nel luogo telefonano per avere notizie. Come potete vedere questi apparecchi hanno un'antenna, una loro antenna, che può essere tolta, può essere messa un'antenna più grande, può essere collegata ad un'antenna esterna magari sul tetto. L'antenna è una parte fondamentale della radio, perché se io tolgo questa è solo un pezzo di plastica che non serve a niente, e anzi se trasmetto senza l'antenna brucio anche la parte trasmittente, si danneggia. Direttive tipo quelle della televisione, avete visto i pettini, i famosi pettini della televisione, dove se io la uso per trasmettere o anche per ricevere, la mia trasmissione va quasi tutta in una direzione, quindi riesco ad andare più lontano, a fare più strada, anche a ricevere, perché l'antenna è un componente biunivoco che funziona in entrambe le cose. La parte ricevente fa il procedimento inverso: il segnale, la mia onda radio che arriva viene captata dall'antenna, entra nella parte ricevente, viene manipolata dai circuiti elettronici, esce da un altoparlante che ritrasforma il segnale elettrico in vibrazioni dell'aria e quindi restituisce il parlato cosiddetto. La portata ottica diminuisce, abbiamo detto, e diminuisce anche se ci troviamo in ambienti collinari o montani dove abbiamo ostacoli naturali. Per sopperire al ponte radio ubicato in quota, la portata ottica è assicurata, funziona sempre, c'è sempre, lo vedo sempre. Se tutti si mettessero a parlare simultaneamente nello stesso tempo nascerebbe un gran caos, nessuno capirebbe niente e la radio non avrebbe più nessuna utilità. Allora, generalmente le comunicazioni radio in emergenza sono organizzate con una certa gerarchia. C'è una entità che può essere, che si chiama centrale operativa di solito. La centrale operativa è il vigile urbano che dirige il traffico, il semaforo che dirige il traffico. Come io quando sono in macchina mi trovo il semaforo rosso e mi fermo, quando viene verde vado avanti. La centrale operativa, o come si chiamerà, è quella che dirige il traffico. Allora, il metodo Augustus intanto è la modalità con cui vengono gestite non solo le emergenze ma anche molte altre cose in campo anche lavorativo, professionale più o meno. Augustus si chiama così appunto proprio dal nome dell'imperatore Augusto, il quale aveva già capito a quel tempo che più le cose diventano complesse, più la loro gestione diventa difficile e complicata. Quindi per ovviare a una complessità di un intervento di protezione civile in cui devono intervenire varie specializzazioni, varie specialità, sono state individuate delle funzioni che potete vedere a pagina 12
fondo pagina che vanno da F1, funzione 1, alla F14. Infatti questo qui è un dipolo, cioè due poli, si chiama dipolo hertziano, che appunto è il padre di questo sistema d'antenna del dipolo è di questo Rudolf Heinrich Hertz. No? Ecco, noi appunto abbiamo sistemato questa antenna per farvi ascoltare un attimo cosa succede nelle onde corte. Praticamente noi con questa radio, se ascolterete dei segnali, adesso si ascolta soltanto un fulcio, c'è qualcuno di voi qua che ha già ascoltato le onde corte nella precedente edizione di Campi Avventura, fatto riconosciuto a un paio di voi qui nel gruppo, no? Ecco, quindi l'onda radio che noi riceviamo, ecco, non è un'onda che arriva per via diretta, non so, qui da Venezia fino a Roma o Milano, ma ci arriva tramite la ionosfera. All'inizio Michele vi ha spiegato che le onde radio, le onde corte, si propagano sfruttando l'ionosfera, un'atmosfera che noi praticamente utilizziamo è circa all'altezza di 100 km, no? Dove si forma questo strato di ioni, di elettroni liberi che formano praticamente una barriera alle onde radio fino a una determinata frequenza e permettono a queste onde radio di essere riflesse verso terra, fare una serie di rimbalzi, anche 17-18 rimbalzi, e compiere completamente il giro della terra, praticamente una serie di rimbalzi. Chiaramente in mezzo a questi rimbalzi ci sono praticamente con un triangolo, fate conto, ci sono dei coni d'ombra. Ecco, questo qui, come diceva Michele, stiamo usando una frequenza che è di 14 MHz, praticamente 300.000 km secondo diviso 15 MHz mi dà 20 metri, quindi noi siamo su 14 MHz, quindi la lunghezza d'onda è di circa 21 metri erotti. No? Se voi parlate per radio in questa maniera, la voce finisce sotto e non vi ascoltano. Quindi questa sera, dopo cena, vi daranno una piantina, vi faranno girare un attimo qui per l'isola, vi formerete delle squadre, vi daranno una radiolina, vi daranno delle tappe da raggiungere che saranno comunicate per radio. Romeo, Lima, Oscar. Mike, Alfa, Tango, Tango, Eco, Oscar. Ok, per te? Alfa, November, Golf, Eco, Lima, Oscar. Ok, ok. Sierra, Oscar, Foxtrot, India. Lima, Uniform, India, Golf, India. Ok. Delta, Alfa, Diamo un po' di Mike. forza, che c'ho una mia età quando sento qui. Alfa, November, Oscar. November, India, Charlie, Oscar, Lima, Oscar. Lima, Eco, Oscar, November, Oscar, Romeo, Alfa. Sierra, India, Lima, Victor, India, Alfa. Eco, Delta, Eco, Romeo, India, Charlie, Oscar. Bravo, Eco, Alfa, Tango, Romeo, India, Charlie, Eco. Delta, Romeo, Eco, Alfa. Alfa, Lima, Eco, Sierra, Sierra, India, Alfa. Romeo, India, Charlie, Charlie, Alfa, Romeo, Delta, Oscar. Victor da Davide, ricevuto 5-5 anche da me, passo. Pietro da Sofia, passa. Lambo a Nicolò, passo. Stamattina abbiamo fatto un'attività sulla comunicazione, giusto? Ok, cos'è che vi è rimasto dell'attività di stamattina? Mi ha colpito perché pensavo che la parola avesse più un valore più importante, ecco, in un discorso. Faremo uno scambio su quello che abbiamo imparato, su quello che ci è rimasto, perché sono cose che ci saranno tutti i giorni, abbiamo visto, no? Non solo in emergenza, ma sono cose quotidiane, cioè molto importanti.